Sono le 6:40. Arriva un messaggio da chi, invece di dormire, porta a spasso il cane. Ci svegliamo di soprassalto e rispondiamo all'insonne che il tempo è buono e che il giro si farà. Sdinza, lo sai che nonostante tutto ti vogliamo bene. Arriviamo con buon anticipo sul luogo dell'appuntamento, dove troviamo Nicola che sta facendo benzina. Appendiamo il nuovo vessillo del nord-est prima che tutti i nostri amici arrivino, questa volta in ritardo, ma l'incontro è sempre un bel momento di ritrovo tra baci e abbracci. Attacchiamo il mangen, il sole comincia ad appannarsi e il cielo a coprirsi. Schiviamo per miracolo un acquazzone e al passo ci fermiamo tranquillamente a sparare le immancabili battute e a fare le foto di rito. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. And may you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young.
true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever young. And may you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay forever young. God walked out in the cool of the day, called Adam by his name. But he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. But tell me, who's that right? John the Revelator. Who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Scendiamo in Val di Fiemme, passiamo per il passo Lavazè e per il lago di Carezza. Qui purtroppo cominciano i primi problemini per incomprensioni logistiche. La Gabri con i suoi amici ritarda, noi ed Enrico li aspettiamo. Ma questo ritardo fa sì che sul passo Costalunga dobbiamo rifermarci per mettere le tute antipioggia. Scendiamo a Vigo di Fassa dove ci aspettano gli altri. E qui, per un'altra incomprensione, il gruppo si divide. I trentini si fermano e poi ritornano verso casa, mentre con gli altri ci dirigiamo verso Canazei dove facciamo tappa. Ci sistemiamo sotto le pensiline della fermata delle corriere. E qui, con grande sorpresa e meraviglia, vediamo Icaro e Pape aprire il bauletto della moto e trasformarlo in una meravigliosa cucina da campo. Christ rose on Easter morning. Mary and Martha came down to see. He said, go tell my disciples, meet me in Galilee. And tell me, who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator, tell me, who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Tell me, who's that right? John the Revelator, tell me, who's that right? Tutto per tutto! Stai sprovando come Savò! Ah, guarda che bella! Che la femo portarla di là, ma Che è la cagrana? grana, per forza. C'avevo tutto ogni altri. Si fa. E sui vicini di Canazei. Allora, torce il piatto, per favore.
La pasta che ci hanno cucinato e amorevolmente servito era degna di un ristorante a 5 stelle e sotto un'acqua battente l'abbiamo gustata come essere seduti nel miglior locale del mondo. Il tempo non dà tregua e così la decisione migliore, dopo un buon caffè, è quella di ritornare a casa. Ci divediamo ulteriormente, noi, Nicola e Ottavia, optiamo per il passo Fedaia e poi a casa per la Val Cordevole. From the seven seas. Now tell me who's that rider? John the Revelator. Tell me who's that rider? John the Revelator. Who's that rider? We should say until we know we should know it. Picking up a paper, picking till the wild wind blows. 'Cause it's a cold. It's a cold. It's a cold, cold. It's a cold. I ain't cutting my hair and the girl. Lungo la strada decidiamo di farci un centenario a Pedavena, visto anche il tempo da lupi che scorgiamo all'orizzonte. A Pedavena evitiamo per un soffio un nubifragio che ha trasformato la strada in un fiume e divelto un gazebo della birreria. E qui, seduti beatamente, ci facciamo un tagliere di porchetta con il bovis, una bruschetta e naturalmente l'ottima birra del centenario. Il tempo si è un po' calmato, è ora di rientrare. Salutiamo gli ultimi amici e via verso casa. A Bassano ricomincia a piovere abbondantemente e questa compagnia ce la terremo fino a Thiene. Visto il tempo implacabile, sembrerebbe che la giornata trascorsa sia stata irrimediabilmente rovinata, ma non è andata così. La sempre splendida compagnia, positiva anche nei momenti meno propizi, le invenzioni di Pape e Icaro e la voglia di divertirci hanno trasformato un giorno uggioso in un ricordo piacevolmente indelebile che ha solo aumentato la voglia di ritrovarci al più presto. Ciao amici, a presto!